Silenziatore alla Movida di Mirano. L'ordinanza firmata dal sindaco Maria Rosa Pavanello e valida fino al 30 settembre impone di spegnere la musica alle 22 dal lunedì al giovedì, alle 23:30 il venerdì e il sabato, alle 22:30 la domenica. Le multe vanno dai 100 euro alla prima infrazione ai 500 se recidivi. Parcheggi gratis il sabato a San Donà di Piave. Il sindaco Andrea Cereser mantiene così la promessa fatta in campagna elettorale. L'obiettivo è di rilanciare le attività del centro storico, penalizzate dalle strisce blu e dalla concorrenza dei centri commerciali, dove si parcheggia senza pagare. Moda e industria contro la crisi è Mod Design, l'evento che fa dialogare studenti e imprese. Primo appuntamento dal 3 al 5 luglio a Treviso, sede del corso di laurea in design della moda. Ci saranno incontri con personaggi del fashion e dell'industria tessile, come Stefano Beraldo, amministratore delegato del gruppo Coin. Al via Vittorio Veneto Victor sotto le stelle, 4 notti bianche con musica, spettacoli e negozi aperti fino a tardi, tutti i giovedì di luglio. Le adesioni dei commercianti sono altissime, anche perché non c'è alcuna quota di partecipazione. AS come comune hanno infatti deciso di coprire tutte le spese. Gemellaggio Terme e Fenice. Grazie ad un accordo tra gli alberghi e il Teatro Veneziano sono stati creati dei pacchetti comprendenti il biglietto d'ingresso a concerti e opere liriche più lo spostamento in laguna. La convenzione, promossa dalla Regione Veneto, sarà attiva fino a settembre. Padova cerca di battere il suo stesso record mondiale di spritz, raggiunto lo scorso anno con un brindisi di 2.731 persone. La nuova prova si svolgerà mercoledì 3 luglio dalle 18 alle 21 ai Navigli. Già 3.500 le domande di iscrizione, quasi scontato il raggiungimento del nuovo record. Tutte le info su spritzworldrecord.it.